Un sondaggio stabilisce che ben l'87% degli intervistati in Friuli Venezia Giulia e Veneto crede nella terza corsia, un'opera che quasi il 70% ritiene indispensabile, più del 63% prioritaria. Il sondaggio commissionato da Autovie Venete fa emergere anche un 21% di persone che ritengono l'infrastruttura non compatibile dal punto di vista ambientale, posizione confermata da Roberto Pizzuti del WWF. Secondo un sondaggio commissionato da Autovie Venete, l'87% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale si è espresso positivamente rispetto al potenziamento e quindi approvando la realizzazione della terza corsia. Il 68% considera invece l'infrastruttura indispensabile, il 63% prioritaria, il 24% rinviabile e il 21% non compatibile dal punto di vista ambientale. E ancora fra gli intervistati il 72% ritiene che senza l'ampliamento dell'autostrada ci sarebbe una limitazione decisiva dello sviluppo economico. Poi i numeri riferiti alla sicurezza, il 62% del campione intervistato percepisce un aumento della pericolosità imputabile alla crescita esponenziale dei tir con un 48% e all'eccesso di traffico 26%. Di tutt'altro avviso Roberto Pizzuti, presidente del WWF per il Friuli Venezia Giulia. Lei la terza corsia non la ritiene così indispensabile? Assolutamente non è una priorità, non sono assolutista nel dire che non si debba fare in futuro, ma nelle condizioni attuali, quindi di crisi economica, soprattutto degli enti pubblici, e di necessità di intervenire su altri fattori, quindi il trasporto ferroviario deve essere incrementato per le merci che hanno una lunga percorrenza, devono essere favoriti aumentati i treni per le città, quindi da favorire i pendolari. Dopodiché bisogna fare un ragionamento a monte e fare una valutazione se è il caso di mandare sulla strada l'acqua che fa il giro dell'Italia per poi trasformarsi in rifiuto e fare altrettanta strada di ritorno. Quindi è da rivedere un sistema di sviluppo, non una crescita assoluta ma un'evoluzione, quindi minori emissioni di CO2, minori rifiuti, lavoro utile e non semplicemente crescere il PIL. L'autostrada non risolve i nodi principali e rimanda alle generazioni future un'incombenza economica che non gli spetta, quindi dobbiamo essere responsabili oggi. Secondo lei non ne vale la pena? Al giorno d'oggi nelle condizioni assolutamente non ne vale la pena, non è la prioritaria battaglia, noi ci impegniamo per evitare la distruzione del territorio, perché si sta già prevedendo dove fare le cave di ghiaia, dove distruggere i fiumi per prendere la ghiaia, ma anche poi sul territorio agricolo. Ecco, noi interveniamo in genere così, vogliamo limitare le emissioni di CO2, costruire un'autostrada è controproducente in questo senso.